gioca una delle più belle partite della storia rossonera. Milan-Manchester, è cominciata Atalanta-Milan, qui in palio non c'è la finale di Champions, ma un posto in Freuler. Tra le linee, Barro prova il tiro, ne esce fuori praticamente un passaggio a Donnarumma. Kalinic sponda per Bonaventura che da lì potrebbe anche calciare, l'assist di Bonaventura, palla un po' di distanza dalla porta di Beriscia, era comunque sulla traiettoria il portiere. Parte Çalhanoğlu, colpo di testa da parte di Toloi a mettere la palla in calcio d'angolo. Fischia guida, palla sul primo palo, girato di testa da Bonaventura e poi anticipato di un soffio Kalinic, ancora riprende. Adesso Gomez, da lì può arrivare il tiro, Gomez, sinistro impreciso, distante alla porta di Donnarumma. Cedendo Freuler, Gosens al limite, c'è Cristante, prova il tiro, deviato, palla sull'esterno della rete. Sarà calcio d'angolo per il tacco per l'inserimento di Montolivo in area di rigore. Montolivo scarica su Kalinic, poi arriva anche sì il tiro, rete, che sì, gran gol. Il Milan è in vantaggio, che sì, da Monex non esulta. Ora buona ancora l'iniziativa del Milan, ancora una volta sull'iniziativa di Montolivo che accompagna bene l'azione. Il tentativo di servire Kalinic, stoppato solo se non sbaglio da un intervento ancora provvidenziale di Toloi, però poi la palla è finita nei piedi del Livoriano che da quella posizione un calcio da fermo ancora qui non esulta. Però nel momento di difficoltà l'Atalanta sembrava avere come iniziato il secondo tempo. Gomez, scoperta la difesa del Milan, parte Gomez, va a chiudere Bonucci, Gomez è genere di rigore, Gomez il tiro deviato da Donnarumma, porta vuota, il tiro di Cristante.